Eccoci qua, siamo invece col capitano di Montebello, Pippo Schiavo. Pippo, io l'ho definita un po' la partita dei rammarichi perché abbiamo avuto una marea di occasioni, anche un po' di sfortuna, un po' di imprecisione e alla fine abbiamo lasciato la vittoria a Novara. Sì, non è andato come volevamo. Come dici te, abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato tanto, però abbiamo pagato molto caro gli errori che abbiamo fatto e alla fine abbiamo preso gol su errori nostri che abbiamo pagato molto caro, esatto, e niente, cosa vuoi, sono un po' amareggiato per come è andata alla fine, però niente, testa alta e ripartire da domani alle prossime partite. Secondo te hanno pesato in più gli errori in difesa o quelli in attacco? No, secondo me forse quelli in difesa, cioè nel senso che abbiamo, non abbi- abbiamo concesso secondo me poco, però quello che abbiamo concesso l'abbiamo pagato caro e quelli pesano, si sentono, perché in attacco poi sì è vero abbiamo creato tanto, dobbiamo essere più cinici, però se non fai gol alla fine pareggi, se sbagli in difesa alla fine perdi ed è successo così. Esatto, rimane comunque una bella prestazione perché nel secondo tempo avete spinto tantissimo, creato davvero tantissimo, quindi comunque lo ripetiamo sempre, siete una squadra giovane, ci sono lavori in corso, c'è tanto da migliorare, però diciamo la strada è quella giusta. Ma sì, come ho detto anche nelle altre interviste, io credo che la strada sia quella giusta perché durante la settimana lavoriamo veramente bene. Ci stiamo conoscendo bene, però dobbiamo cercare di far punti, dobbiamo cercare di fare quel passo in più esatto, che ci permetta di alzare la testa, di avere più fiducia e di scalare un po' la classifica perché secondo me ce lo meritiamo, perché stiamo lavorando bene, spero, anzi sono sicuro che arriverà. Allora ci facciamo il nostro in bocca al lupo, un abbraccio, un braccio sta a Pippo Schiavo e alla prossima, buon campionato.